Raid criminali, la reazione della legge. In prefettura va di scena il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, ma l'analisi di un fenomeno comincia dalla lettura dei dati e il verdetto dei numeri è che a Vicenza negli ultimi 5 anni i casi di furti e spaccate di auto sono costanti, anzi sono calati del 5,6%. Nel 2015 659 episodi, nel 2019 622. Le punte massime che abbiamo raggiunto nel corso del tempo è di circa 2 episodi al giorno, il dato preciso è circa 1,7 al giorno. Una novantina le spaccate di auto e i furti denunciati a Vicenza dall'inizio del 2020. Per questo le forze dell'ordine sono pronte a dare un giro di vite. Aumentano i controlli nelle ore notturne, vengono rafforzate le pattuglie antidegrado della polizia locale, supportate da auto civetta. In prima linea scendono agenti in borghese, sia dei vigili che della questura, così come i carabinieri che rinforzano la loro presenza in città. Abbiamo aumentato anche la presenza delle pattuglie sul territorio in determinate fasce orarie e in determinati quartieri della città. Non solo, c'è il patto coi cittadini con controlli di vicinato che verranno estesi ai quartieri Ferrovieri, Santa Lucia, Centro Storico e dal 5 marzo la prefettura stringerà un accordo con Palazzo Trissino, i comuni del Vicentino e gli istituti di vigilanza. 1000 occhi sulle città, ossia coinvolgeremo la vigilanza privata in attività in qualche modo preordinata a poter allertare velocemente le forze di polizia su fattispecie che comportino l'esigenza di un loro intervento. Che siano le guardie giurate, che siano i comitati cittadini, che sia il controllo di vicinato, cioè sono tutti strumenti importantissimi che da soli non hanno senso, ma combinati in un rapporto sinergico secondo me possono offrire grandi soluzioni alla sicurezza della città di Vicenza. Ma non finisce qui. Il sindaco sta progettando il collegamento delle telecamere di videosorveglianza con il comando dei carabinieri, mentre il prefetto convocherà presto il genio civile per verificare gli interventi più idonei su argini e fiumi per blindare gli anfratti dove si possono nascondere stupefacenti e tossicodipendenti che verranno colpiti da maxi multe. Vogliamo andare a colpire, come già stiamo facendo in altra maniera attraverso la videosorveglianza e il nucleo dei NOS, coloro che consumano la droga e quindi vanno a contrattare nelle zone di acquisto della droga, in area pubblica o in area aperta al pubblico, appunto la sostanza stupefacente. Attraverso quindi il sanzionamento di queste condotte, una sanzione amministrativa a carico di chi compra per 400 euro di multa di sanzione.